grande onore poter rappresentare il gruppo che ha dato via alla nostra corsa alle amministrative per la città di Treviso. Dico questo perché se siamo qua stasera è perché l'attività, l'organizzazione per le amministrative di Treviso è iniziata molto tempo fa. Ci siamo trovati a giugno, una sera, 12 persone circa, e abbiamo iniziato a studiare la situazione di Treviso, abbiamo iniziato a mettere giù, no, una lista dei bisogni della città, cosa si può fare per Treviso, e da giugno in poi, tutte le settimane, questo gruppo si è ritrovato. Quindi ciò che voi sentirete stasera è già, diciamo, fare un punto intermedio rispetto a del lavoro che parte già quindi da giugno di quest'anno. E in questi mesi abbiamo parlato con le associazioni dei cittadini, abbiamo parlato con gli imprenditori, abbiamo parlato con i professionisti, abbiamo parlato con le associazioni sportive, quindi siamo andati proprio a sentire il territorio di Treviso e abbiamo raccolto le necessità di questa città. Perché per me è importante il lavoro che stiamo facendo a Treviso e voglio condividere con voi questo pensiero, perché da un lato Indipendenza Veneta da tempo si sta impegnando per il percorso politico, per creare questa nuova strada che ci conduce all'indipendenza. Dall'altro vi dico, signori, che l'indipendenza non è il nostro obiettivo finale, ma il vero obiettivo è riformare il Veneto, è creare una nuova realtà politica qui in Veneto. E per fare questo serve una nuova classe dirigente politica, servono nuove idee, serve nuovo coraggio, serve nuova spinta. Quindi servono quelle energie da mettere in campo per realizzare questo nuovo percorso. Quindi se da un lato Indipendenza Veneta si sta impegnando per arrivare quanto prima all'indipendenza del Veneto, dall'altro qui oggi a Treviso iniziamo a costruire la nuova classe dirigente del Veneto. Iniziamo a pensare diversamente, iniziamo a mettere giù nuove idee, nuove energie per fare una politica diversa. Come lo facciamo? Lo facciamo, io uso un concetto molto semplice. La nuova politica per me si fa assumendoci le nostre responsabilità. Anzi, io mi assumo la mia responsabilità nel fare una proposta politica nuova per Treviso. E come tutti voi, io e voi, ogni giorno, no, ci troviamo ad assumerci delle responsabilità come dipendenti, come imprenditori, come mamme, come genitori, come figli, come studenti. Cioè ogni giorno noi ci troviamo ad assumerci delle responsabilità. Ecco, la politica è fatta di responsabilità. La mia sensazione è che oggi i politici credono di fare la politica ma di non assumersi le responsabilità di ciò che stanno facendo, e questo è grave, e questo è molto grave. Assumerci le responsabilità significa essere onesti, perché quando ci si assume la responsabilità ci si assume anche tutti i doveri che ne derivano, e quindi significa essere onesti, assumersi ciò che deriva. Vi riassumo adesso brevemente quelli che sono i tre punti chiave del programma per Treviso. Sono 3 punti, diciamo, generali, su cui noi stiamo andando a dettagliare un programma politico concreto di rilancio dell'amministrazione comunale di Treviso. Rilancio per quanto possibile, perché la città di Treviso oggi versa in una situazione allarmante.
Vi do un dato veloce su cosa significa non assumersi le responsabilità, cioè su quanto l'amministrazione comunale attuale di Treviso non si sta assumendo le proprie responsabilità e quindi in che situazione oggi versa il comune di Treviso. Se andate a scaricarvi il bilancio del comune di Treviso, vedrete che per il 2012 il comune di Treviso ha preventivato di ricevere dallo Stato italiano 779.000 euro di contributi, quindi di trasferimenti dallo Stato italiano. 779.000 euro, signori, sono 9 euro a cittadino. Stasera chiunque di voi che abita in comune di Treviso fa 20 euro di benzina li ha già ridati allo Stato italiano. 779.000 euro sono una vergogna. Basti pensare che solo 2 anni fa lo Stato italiano trasferiva al comune di Treviso 20 milioni di euro. E per coprire questo buco il comune di Treviso, l'amministrazione comunale attuale, ha ben pensato di aumentare le tasse sui cittadini di Treviso per altri 13 milioni di euro, prelevati direttamente dalle tasche dei cittadini di Treviso. Quindi alla desolazione, alla disperazione che oggi noi viviamo, al prelevamento di tasse che oggi noi viviamo perpetrato dallo Stato italiano, si aggiunge per chi abita a Treviso dei prelevamenti ancora maggiori. E magari noi non ce ne accorgiamo, ma poi li viviamo, no? Negli aumenti delle bollette, delle varie tasse, delle multe che paghiamo, dei parcheggi, di tutta una serie di servizi che offre l'amministrazione comunale. Ecco signori, secondo me è gravissimo che un'amministrazione comunale accetti di ricevere dallo Stato 9 euro a cittadino. Voi ancora non vi rendete conto di cosa significa 9 euro a cittadino, perché il residuo fiscale, cioè vale a dire quanto i cittadini di Treviso versano allo Stato italiano e non torna indietro su questo territorio, sono 4.000 euro a testa l'anno. E allora io voglio che stasera voi vi chiediate come può uno Stato che dovrebbe curare gli interessi dei propri cittadini permettersi di trattenere 4.000 euro e di darne 9 euro in cambio. Ladro è un E allora, prima di tutto, e questo ci tengo particolarmente, Indipendenza Veneta, che in pochi mesi è riuscita raccogliendo le firme e facendo tantissime attività sui consiglieri regionali, facendo quindi politica all'interno del Veneto, è riuscita a far discutere una risoluzione in Regione Veneto, una cosa considerata impossibile fino a qualche mese fa. Noi non abbiamo nostri consiglieri in Regione Veneto, ma siamo riusciti a far discutere loro, a inchiodare di consiglieri regionali per una giornata intera a discutere un nostro testo. Quindi, che è importantissimo nel fare politica è proprio questo, è nel cercare nuove soluzioni, è non stare seduti su una sedia ed essere dei meri esecutori o dei meri spettatori del declino che abbiamo davanti, ma portare nuove soluzioni. Questo hanno fatto le persone che sono all'interno di Indipendenza Veneta, studiare tutte le possibilità, non solo politiche, perché Indipendenza Veneta non è fatta solo di politica, ma è fatta tantissimo di fare. Cioè abbiamo fatto tantissimo in questi mesi. Per raccogliere i film abbiamo fatto gazzelli, abbiamo fatto serate, siamo andati nei bar, siamo andati in TV, abbiamo fatto appelli, abbiamo fatto tantissimo. E allora, unendo la capacità politica al fare, siamo arrivati a dei risultati straordinari in brevissimo tempo. E tutta questa nostra capacità la metteremo a disposizione per la città di Treviso, per trovare nuove soluzioni. Perché questo si deve fare, si deve pensare con mente nuova, al di fuori di questi schemi, al di fuori di questa vecchia politica, al di fuori di questi modi di fare.
E come vi dicevo, le tre parole chiave, le tre momenti importanti su cui ruoterà la nostra proposta politica sono legati appunto a questi tre momenti con una parola chiave come perno, che è Treviso città aperta, Treviso collegata al mondo. Il nostro programma politico prevede il rilancio di questa città collegata al resto del mondo, non più una città chiusa, ma bensì collegata al resto del mondo, declinato appunto in tre momenti, che è prima di tutto la cultura, quindi il rilancio della città attraverso degli eventi internazionali che valorizzino il patrimonio artistico e culturale di Treviso. Dall'altro, il secondo momento è quello dell'economia, cioè vale a dire l'amministrazione comunale può fare tantissimo per agevolare il tessuto imprenditoriale di Treviso. La ricchezza di Treviso viene dalle persone che lavorano, viene dalle imprese che sono qui sul nostro territorio e sono convinta che tantissimo può fare un'amministrazione comunale per agevolare e per far ritornare in pista le proprie imprese. E ci sono anche quelli, infatti. Terzo, che è appunto per collegarmi alla parola chiave appunto di città aperta, è quello di valorizzare tutti i quartieri che sono intorno al centro storico di Treviso, perché attualmente abbiamo dei quartieri che sono dormitorio e quindi serve dare nuova linfa vitale a questi quartieri per dare poi andare proprio nei quartieri e dar sostegno alle famiglie, ai giovani, ai bambini, agli anziani, a tutti coloro che vivono quotidianamente la loro vita all'interno della città di Treviso. Ecco, questo è in sintesi, veramente in sintesi quello che è il nostro programma per Treviso. E da qui vogliamo far ripartire il rilancio, la rifioritura di questa città. Quindi non stiamo qui seduti ad accettare ciò che ci viene proposto dalla vecchia politica, ma cerchiamo delle nuove soluzioni. Da ultimo, in questa campagna elettorale appunto c'è un gruppo ben affiatato, rodato, con cui stiamo lavorando. Questa sera ho il piacere di presentarvi colui che con me si assumerà, farà con me questa corsa come vice sindaco per Treviso, che è Maurizio Giomo, e che chiamo qui. Maurizio è una persona, è un tecnico, è una persona molto preparata, un ingegnere, è una persona che ha già affrontato come professionista i temi urbanistici, della viabilità, dei rifiuti urbani, quindi è una persona proprio dentro a tantissime tematiche che riguardano appunto l'amministrazione comunale. Io preferisco ascoltare la gente, sentire come vive, come vorrebbe che fosse questa città che io amo e che tutti noi amiamo, e è una cosa che preferisce fare. Quindi ringrazio Alessia per avermi chiamato qui e dirmi due parole. Ci tengo solo a dire una cosa. Una parola che lei ha usato tantissimo è appunto fare. Facciamo qualcosa, possiamo farlo, abbiamo le capacità per farlo, l'abbiamo dimostrato, continuiamo a dimostrarlo. Il tessuto veneto è sicuramente forte e quello che non ha riesce a crearselo, a inventarselo e portare avanti quindi la nostra terra e la nostra anima. Noi a Treviso vogliamo proprio fare e quando? Subito, adesso, domani, sempre. Continuiamo a farlo, continueremo a farlo, col vostro aiuto siamo aperti a tutti i suggerimenti, alla manifestazione di qualsiasi problema. Lo faremo ancora più velocemente, perché si conoscono i problemi e c'è gente che li può affrontare, si possono risolvere. E solo una cosa volevo dire: io da quando ho conosciuto il movimento ho trovato persone stupende, persone competenti, persone bravissime, e mi impegno
profuso nella causa che è strepitosa. Dormiamo poco, perché dormiamo veramente poco. Di giorno abbiamo tutto il nostro lavoro e dobbiamo tenercelo e coltivarcelo, e di sera continuiamo con questa cosa che riempie il cuore. Dormiamo poco, dicevo, però vi assicuro che io da quando ho cominciato a conoscervi dormo bene, perché vedo avanti dove possiamo arrivare e vedo finalmente un mondo bello in cui voglio essere. Grazie Maurizio, concludo dicendo che il viaggio dei Veneti verso il nuovo futuro inizia da Treviso. Grazie.